Dopo una lunga attesa e con 18 voti a favore, finalmente ecco l'ok del Consiglio Comunale di Agrigento alla presa d'atto del piano regolatore generale. Un'approvazione attesa da 2 anni, da quando cioè la Regione ha preso visione del PRG, al quale ha apportato delle modifiche senza però pronunciarsi con apposita delibera e con grave danno per quei cittadini che sono stati costretti a pagare l'ICI su aree adesso virtualmente edificabili, senza avere i permessi per costruire in mancanza della delibera di presa d'atto. E inoltre quanti investimenti sono stati persi. La seduta di ieri del Consiglio Comunale, per certi versi infuocata per l'argomento spinoso affrontato, è stata decisiva. Alla fine, dopo un acceso dibattito che si è caratterizzato per accuse e controaccuse, il Consiglio, come detto, ha votato favorevolmente la presa d'atto, come auspicato nel suo intervento dal sindaco Marco Zambuto. L'iter per giungere alla definitiva approvazione del piano regolatore, ha detto Zambuto, e dunque consegnare alla città uno strumento fondamentale per il suo sviluppo urbanistico moderno e civile, è stato lungo e travagliato. La prima adozione del progetto di piano da parte del Consiglio Comunale risale, ha aggiunto ancora il primo cittadino, al 2004, per poi arrivare al 2010, anno in cui la società incaricata della relativa progettazione ha rimodulato la cartografia del piano e definito le norme di attuazione al fine di introdurre tutte le modifiche e le correzioni apportate dal competente assessorato regionale. Questa amministrazione comunale e questo Consiglio Comunale, ha concluso Zambuto, ha scritto una pagina importante per la città di Agrigento. Si chiude una travagliata pagina della storia della nostra città e si apre una moderna e più civile condizione di sviluppo urbano e territoriale. La presa d'atto da parte del Consiglio del decreto regionale assume un alto valore politico per Agrigento, perché mette fine ad una vicenda urbanistica rispetto alla quale non ci possono essere altre valutazioni tecniche o politiche in grado di comprometterne l'efficacia e l'operatività immediata. Ha votato contro, manifestando perplessità e lanciando accuse, il consigliere comunale Giuseppe Arnone, il quale tra l'altro ha avuto anche un acceso scontro col consigliere del PDL Giuseppe Di Rosa. Presenti tra gli altri anche il capo dell'ufficio tecnico comunale Gaetano Greco e il progettista del PRG Giacobazzi, che hanno relazionato in consiglio esponendo le ragioni che hanno portato all'approvazione dell'importante strumento urbanistico. Come inizio, diciamo,